e benvenuti a questa iniziativa del Partito Democratico. Noi abbiamo stasera pensato anche di festeggiare diverso, se avremmo auspicato risultati diversi, anche se naturalmente rimaniamo della convinzione che questa epoca di Berlusconi sia finita. Il Partito Democratico sta cercando in città, rivolgendosi alla gente attraverso un metodo che non è nuovo, ma che era da rinnovare in città, parlando degli attori principali della città, tutti i cittadini, di valutare quelli che sono i bisogni reali. Lo sta facendo attraverso la costituzione dei forum tematici. E questa operazione diciamo che sta dando un po' un shipper, nel senso che noi abbiamo dei buoni risultati, la gente ha bisogno di essere ascoltata, ha bisogno anche di riavvicinarsi alla politica e di riassumere un po' di fiducia persa. E noi proprio partendo da questi presupposti stiamo cercando ogni volta di concludere quelli con, facciamo più ristretti, piccoli, anche per i singoli cittadini, con delle iniziative più grosse che devono essere aperte alla città e nelle quali politici impegnati nelle istituzioni cercano di spiegare, cercano di comunicare alle persone esattamente cosa avviene nelle istituzioni. Naturalmente abbiamo avuto modo di verificare quanto grande sia il divario tra quelle che sono le esigenze reali della città, della nostra città ad esempio, oppure della nostra provincia, rispetto a quello che in realtà siamo in grado di offrire. E la finanziaria, probabilmente legge di stabilità che più si voglia, pone dei limiti chiari e con una manovra che è molto grande, non siamo qui a contestare a questo, 24.000 milioni di euro, giusto, questa è la cifra, ma non è la dimensione della manovra che può starci in termini di grandezza. Gli altri governi europei probabilmente stanno facendo manovre che sono anche più grandi della nostra, stanno facendo manovre più grandi della nostra, ma è sulla qualità della manovra che il Partito Democratico ha seguito, sui tagli che come tutti avrete sentito sono tagli indiscriminati che riguardano la scuola, che riguardano il sociale, che riguardano la sanità, che riguardano l'ambiente. E questo è un grande problema, che quando si fanno i tagli e i tagli sono fatti bene, può essere anche che quei tagli siano fatti in prospettiva. Questo non è un paradosso. Ciò che fondamentalmente contesta il Partito Democratico è che questi tagli non siano in prospettiva. Quando si taglia nella cultura, quando si taglia nell'ambiente, evidentemente questi tagli non possono essere fatti in prospettiva. Questa serata vuole, attraverso anche l'enunciazione di dati all'interno dei vari settori, spiegare esattamente perché questi tagli non sono tagli in prospettiva e spiegare anche un altro concetto importante, al quale il PD, soprattutto ultimamente, è estremamente legato, e cioè il concetto che non è vero che non era possibile fare in modo diverso, perché il PD ha, attraverso le sue proposte al Parlamento, fatto, come dire, mostrato delle alternative, ha pensato che potesse esistere una strada diversa anche per far fronte a una crisi che nessuna difficoltà ad ammettere che è veramente straordinaria nella sua dimensione mondiale. Io do immediatamente la parola a Francesco, il senatore Francesco Sanna, che nel dettaglio saprà spiegarci meglio che cosa sta avvenendo, che cosa questa proposta, questa legge finanziaria determinerà, che ricaduta ci sarà, e naturalmente fatemi dire, anche se io ovviamente qua oggi sono la segretaria del Partito Democratico, che un taglio, quello immediato, pesantissimo, è quello sugli enti locali. Questo ha una ricaduta che ovviamente è immediata sui cittadini, anche una ricaduta politica
perché quando gli enti locali toglieranno servizio, saranno costretti a fare tagli terribili direttamente sui cittadini, pensate bene che saranno gli enti locali a farlo e non i governi nazionali. Quindi i sindaci, quando non avranno la possibilità di far fronte all'ordinaria amministrazione, saranno i sindaci a far fronte, non sarà un governo nazionale che appella. Nel mio settore, quello dell'ambiente, ad esempio, avremo che rispetto al 2008 il bilancio del Ministero dell'Ambiente sarà tagliato di circa 2/3. E questa è una cosa gravissima, pensate al nostro territorio. Il ripristino ambientale per il nostro territorio è la speranza dello sviluppo futuro. Io ovviamente ho soltanto fatto accenno dei dati che Francesca analizzerà in dettaglio e quindi vi passo la parola. Grazie. Intanto grazie di essere tutti qui con 2 gradi sopra lo zero fuori dalla sala e avendo in qualche modo raccolto questa suggestione, che era una suggestione di dati, siccome sembra che il 14 dicembre dovesse essere una roba tipo 2012 nella profezia Maia, in cui doveva rollare il mondo, noi abbiamo scommesso sul 15 dicembre, nel senso che abbiamo detto ci ritroviamo certamente per ragionare sui temi della legge di stabilità, sui temi della prospettiva che dalla legge di stabilità e dalla nuova legge di bilancio preannuncio non vengono da Sardegna, prospettive non buone per la Sardegna, e certamente per vedere tutte le proposte che abbiamo messo in campo nella discussione sulla legge di stabilità nelle scorse 2 settimane. Ma tuttavia è anche utile ragionare su quello che è successo nelle ultime 40 ore. Quindi anche il tema del momento politico, io dico poi dovesse discutere dopo, fare degli interventi, domande, dire la sua opinione. Se andiamo ai giornali di oggi troviamo che ci sono 2 filoni di pensiero. Ieri ha vinto Berlusconi, anche pagando dei prezzi, oppure ieri, nonostante aver dovuto pagare dei prezzi alti in termini di credibilità sua, del suo governo, della sua maggioranza, ahimè, della politica del Parlamento, Berlusconi ha perso, perché mantiene una maggioranza formale, ma non una maggioranza sufficiente, anche per come fa il suo governo, a governare realmente, a fare le leggi, a poterle approvare senza un negoziato continuo con le opposizioni. Io ve lo dico, avendo vissuto un po' come è nata la mozione di sfiducia, aderisco al secondo filone di idee, per cui dico ai democratici, a chi si ritrova con le forze di opposizione, a chi ritiene che ci debba essere un governo diverso in questo Paese, che si è fatto un passo molto importante in avanti verso quella direzione. Questa è stata la prima mozione di sfiducia presentata con chance concrete, reali, di vederla passare nel voto del Parlamento. E certamente un partito di opposizione, le forze di opposizione devono condurre questa opposizione avendo come prospettiva quella di proporre un'alternativa di governo che si misura con le elezioni, però lo dice uno che normalmente legge tra le mail che arrivano, tra le indicazioni che si sentono parlando con la nostra gente, dovete fare l'opposizione, l'opposizione si fa anche così, si fa anche mettendo in campo tutti gli strumenti dell'opposizione parlamentare, e la mozione di sfiducia al governo è lo strumento più importante dell'opposizione parlamentare. Questo non significa, ho sentito qualcuno che oggi diceva dobbiamo portare l'opposizione tra la gente fuori dal palazzo. Guardate, sono delle finte alternative e delle